조화군라 루아 매바 자와 침베 다도케 시자군라 지바 매바 사게 최기 내난데 켄즈니베베 돈바베 주웨 무뮤 산제바 디시교바 라메데라 세럽군도 차기오 겨와니를 응wen장 축간 야센 다외 슈니츠 간젠조라 제외 거기로 개론 소제 제샤와 겨외 롱데 닝메 되는 애들 최르 최르조바 감부바시 스스미온다 덴바니바 되는데 Oggi ricorre l'anniversario del parinirvana dell'impareggiabile Gampopa, l'erede del Dharma nella terra del Tibet. Ed ho pensato che sarebbe stato molto opportuno per tutti noi ricordare le grandi qualità del Signore del Dharma Gampopa, le sue gesta, così come le qualità particolari e i punti importanti di questo lignaggio, che è giunto ad essere conosciuto come il prezioso Dakpo Kagyu. Ho pensato che se ne indicassi alcuni sarebbe estremamente significativo per tutti. Durante lo sviluppo della più tardiva trasmissione del Dharma in Tibet, il fondatore del Dakpo Kagyu, l'impareggiabile Gampopa Sonam Rinchen, fu una figura insostituibile. Egli unificò la tradizione tantrica del Mahamudra, tramandata dai Mahasiddha indiani Tilopa e Naropa attraverso Marpa il traduttore e Milarepa, con le fasi Kadampa del sentiero, tramandate dal signore Atisha. E in questo modo fondò la raffinata tradizione che divenne nota nella storia del buddismo tibetano come la confluenza del Kadampa e del Mahamudra. 가자 초인인제기 남스 상부지 사대 나요비래 대야 Gampopa nacque nella parte orientale del Tibet. Fin da bambino dimostrò una grande intelligenza, tanto che a partire dall'età di 7 anni studiò con 13 dotti medici indiani, newari e tibetani, poi completando la sua formazione medica. Grazie a ciò divenne famoso come un medico di grande talento e gli fu dato il nome di Dakpo Lhagye, ovvero il medico di Dakpo. Quando aveva 25 anni, sua moglie, suo figlio e sua figlia morirono improvvisamente a causa di un'epidemia. E a causa di questa tragedia, Dakpo Lhagye, Gampopa, maturò una profonda consapevolezza dell'impermanenza e della sofferenza della nascita, della vecchiaia, della malattia e della morte. Abbandonò completamente ogni faccenda mondana e si impegnò a praticare il Dharma con dedizione assoluta. Così all'età di 26 anni ricevette l'ordinazione completa dal Geshe Kadampa Mariul Loden Sherab, diventando un monaco Kadampa. Per molti anni a seguire studiò i testi filosofici Kadampa e in particolare completò lo studio degli stadi del sentiero della rinuncia, della bodhicitta, eccetera. Al termine dei suoi studi aveva maturato una profonda esperienza e una grande realizzazione. L'evento che segnò una svolta non solo nella sua vita, ma anche nello sviluppo del buddismo tibetano nel suo complesso, fu quando sentì il nome del signore Milarepa e si recò da lui per ricevere i suoi insegnamenti del Dharma. Quando Gampopa incontrò per la prima volta Milarepa a Trodi Tashegang, Milarepa gli diede, Gampopa a quel tempo era ovviamente un monaco pienamente ordinato, e gli diede a Gampopa un teschio colmo di birra e gli chiese di berlo. Gampopa sulle prime esitò, perché era un bhikshu e bevendo la birra avrebbe violato i suoi precetti monastici.
ma alla fine bevve senza alcuna riserva l'intero teschio di birra. Ciò dimostra che Gampopa non era uno che considerava importanti solo le apparenze esteriori, era anche uno che considerava la pratica suprema di fondamentale importanza. Così, attraverso gli insegnamenti di Milarepa, Gampopa raggiunse la piena realizzazione di tutti gli stadi di questo percorso e divenne capace di praticare il sentiero del Tantra in unione con il sentiero della filosofia e dei sutra. In ogni caso, attraverso gli insegnamenti di Milarepa, Gampopa raggiunse la piena realizzazione e alla fine Milarepa profetizzò che sarebbe stato il principale detentore del suo lignaggio. Una delle imprese più importanti di Gampopa fu l'istituzione di quella che chiamiamo la confluenza del Kadampa e del Mahamudra, ovvero un metodo che insegna come un singolo individuo dovrebbe praticare le fasi del percorso, dalla disciplina degli Shravaka alla bodhicitta del Mahayana e al Mahamudra del mantra segreto. Ora, quando il buddismo si diffuse per la prima volta nel mondo, fu il Dharma o veicolo degli Shravaka a diffondersi inizialmente. Nella tradizione Shravaka, la rinuncia al samsara e la disciplina della liberazione personale sono considerate l'aspetto più importante. Allo stesso modo, quando il Buddha insegnò per la prima volta il Dharma, ciò che insegnò furono i 4 Dharma, e il primo di questi è la verità della sofferenza. Acharya Aryadeva scrisse nei suoi 400 versi: «Se non c'è fine a questo oceano di sofferenza, perché voi, esseri infantili che vi affogate dentro, non avete paura?» Pertanto, a meno che non ci distacchiamo dal samsara, questo oceano di sofferenza, e non riconosciamo la sofferenza come tale, non saremo in grado di praticare il Dharma di alcuno dei 3 veicoli in modo appropriato. Perciò Atisha, nella lampada per il sentiero dell'illuminazione, scrisse: «Coloro che con qualsiasi mezzo, solo per il proprio beneficio, perseguono i piaceri del samsara, sono detti persone che non vedono al di là del proprio naso». Questo testo insegna: coloro che ricercano solo i piaceri di questa vita, solo i regni superiori e l'aldilà, sono considerati individui di livello più basso. Per questi sarà arduo diventare persone capaci di praticare il Dharma di tutti e 3 i veicoli. E così, benché Gampopa all'inizio fu trasportato a causa dell'epidemia, in cui perse moglie e figli, finì per sviluppare una sincera rinuncia al samsara. Per questo motivo andò avanti e divenne un bhikshu. Come disse Nagarjuna, proprio come la terra per ciò che si muove e per ciò che è immobile, la disciplina è il fondamento di tutte le qualità. Quindi, come insegna il buddismo, fra i 3 addestramenti, l'addestramento alla disciplina è mettere la base delle fondamenta. In generale, quando si parla di voti in tibetano, ci si riferisce a 3 tipi di voti, quelli di liberazione personale, di bodhicitta e di mantra. Sebbene si parli di questi 3, quelli più noti a tutti i buddisti sono i voti di liberazione personale. Questi includono sia i voti monastici che quelli laici. Tra questi, i voti monastici sono i principali e i monaci furono i primi custodi degli insegnamenti, come concordano sia i sutra che i tantra. Gampopa si presentò al cospetto di Lamangari ed altri e prese i voti di bhikshu con un insieme completo di precetti. Grazie a ciò, coloro che hanno sostenuto il lignaggio di Gampopa, come Pakdru Dorje Gyalpo, Dusum Gyempa, Barom Dharma Wanchuk e molti altri, coi relativi discepoli, sono quasi tutti bhikshu.
Quindi per questo motivo in passato esisteva un grande divario tra il modo in cui gli yogi praticavano i ritiri solitari fra i monti affrontando difficoltà e il modo in cui il Sangha ascoltava, contemplava e meditava insieme, in gruppi e comunità. In passato c'era dunque un grande divario fra loro, ma Gampopa lo ha colmato. Trasformò così il modo di praticare i mantra segreti sparsi su foglietti e in luoghi isolati in un sistema strutturato per la comunità monastica. In questo modo creò una solida base per una pratica sistematica del Dakpo Kagyu nel suo complesso e in particolare per i 4 lignaggi più antichi e gli 8 posteriori. Quindi quando parliamo della disciplina degli Shravaka, parliamo solo di questo, è il fondamento. Non è sufficiente per raggiungere la causa per realizzare la Buddhità. È anche importante per noi avere il Mahayana, perché l'essenza del Mahayana è la bodhicitta. Come affermò Nagarjuna, se io e il mondo intero desideriamo un'illuminazione insuperabile, la radice di essa è la bodhicitta, stabile come il re delle montagne. Questo dunque insegna l'importanza della bodhicitta per la pratica del Mahayana. E Gampopa constatò che a quel tempo in Tibet non esistevano insegnamenti specifici sulla visione generale del Mahayana che fossero superiori a quelli della tradizione Kadampa, in particolare per la generazione della bodhicitta. Così, poiché il centro principale degli insegnamenti Kadampa si trovava nella regione di Pampo, egli si recò lì e ricevette istruzioni sul risveglio della bodhicitta dal maestro Kadampa Geshe Nyugrumpa. Generò la bodhicitta spontanea nel suo flusso mentale. Sostenne che Nyugrumpa avesse raggiunto la bodhicitta spontanea e che la stessa cosa accadde anche a lui. Disse inoltre che da quel momento non vi fu mai più assenza di bodhicitta nella sua mente. Ora, un'altra cosa che Atisha disse nella sua lampada per il sentiero verso l'illuminazione è: la prajna senza i mezzi abili e i mezzi abili senza la prajna sono una schiavitù, viene detto. Dunque, non abbandonate alcuno dei due. Inoltre si afferma, nel continuum sublime, la generosità genera ricchezza, la disciplina i regni superiori e la meditazione elimina le afflizioni. La prajna elimina le oscurazioni cognitive e la sua causa è l'ascolto. Pertanto, per ottenere l'illuminazione, la bodhicitta da sola non è sufficiente, essa deve essere sposata con la visione della vacuità. Così in Tibet la visione della vacuità fu in seguito perseguita principalmente attraverso la tradizione conseguenzialista della via di mezzo Madhyama. E colui che la introdusse e la diffuse in Tibet e che lodò la tradizione di Chandrakirti fu prima di tutti il signore Atisha. Ora la persona principale a cui Atisha ha trasmesso gli insegnamenti sulla via di mezzo Madhyama e sul Mahamudra fu Geshe Gönpo-wa. Geshe Gönpo-wa l'insegnò a Jai Yondak e poi Yondak l'insegnò a Gampopa. E a quel tempo ciò che Jai Yondak disse fu che, era chiamato Nyarpo Tumpa, gli disse: ti insegnerò le tradizioni della via di mezzo che sono state tramandate da Atisha senza alcuna interruzione, quindi ora io le darò a te. E così gli diede questi insegnamenti sulla visione della via di mezzo. Per questo motivo la visione della tradizione Kadampa è considerata essere della via di mezzo in generale e conseguenzialista in particolare. E c'è il trattato di Gampopa sugli stadi del percorso, l'ornamento per il prezioso sentiero di liberazione. È come una ghirlanda che unisce i lignaggi Kadampa e Mahamudra. In esso Gampopa presenta la natura Buddha come la causa, il prezioso corpo umano come il sostegno, l'amico spirituale come la condizione. Egli insegna in tal modo come dovremmo praticare i sentieri Kadampa dei 3 tipi di individui, ciò che conduce in ultima analisi al Mahamudra. In tal modo egli ridusse la divisione tra gli eruditi, che si dedicavano esclusivamente allo studio, e i praticanti tantrici, dediti alla sola meditazione. E così insegnò che non c'è differenza tra loro, e insegnò l'unione del sutra e del tantra, la visione e la pratica in unione.
Un'altra impresa davvero straordinaria di Gampopa fu il modo in cui insegnò agli altri la meditazione. Questa è una qualità particolare di Gampopa. Certo, la meditazione è praticata come la radice di tutte le qualità mondane e ultraterrene. Esistono molti modi diversi di meditare, ma se li riassumiamo, sono tutti contenuti in Shamatha e Vipassana, la visione profonda. Fra le due, all'inizio è Shamatha ad essere più importante, lo scrisse Shantideva nella Via del Bodhisattva, comprendendo che le afflizioni vengono distrutte da Shamatha e dalla visione profonda congiuntamente. Egli insegna che dovremmo dedicarci a Shamatha e Shamatha è indispensabile per recare beneficio agli esseri senzienti. Senza Shamatha non svilupperemo affatto poteri chiaroveggenti. Disse Atisha, come un uccello che sulle ali non ha ancora penne, non può volare, senza la chiaroveggenza non siamo in grado di recare beneficio agli esseri. Afferma Shantideva, a meno di non avere poteri chiaroveggenti non sapremo come fare per aiutare gli esseri. La lampada sul sentiero dell'illuminazione dice, senza aver raggiunto Shamatha, le chiaroveggenze non si manifesteranno. Impegnatevi ancora e ancora per ottenere Shamatha. Gampopa riconobbe l'importanza di realizzare Shamatha. Perciò Gampopa praticò Shamatha durante la meditazione, nel momento in cui prese i voti sotto la luce del maestro, e poi ricevette anche insegnamenti dal maestro Lama Ngariwa, che aveva ricevuto istruzioni tramandate da Milarepa. Durante la pratica, Gampopa affermò di aver raggiunto un'eccellente manifestazione di Shamatha e di essere in grado di rimanervi. Ci fu un'occasione in cui rimase in Shamatha, così profondamente immerso nella meditazione, da dimenticare persino di meditare, quindi totalmente privo di distrazioni. Dopo questo episodio decise di vedere per quanto tempo sarebbe riuscito a rimanere in Shamatha senza restare in meditazione. E disse di essere stato in grado di mantenere una concentrazione assoluta, senza distrazioni, per 13 giorni. Questi eventi generarono principalmente esperienze quali apparizioni indistinte, simili a iridescenze ed altri segni meditativi. Poiché ricevette queste istruzioni da Jeondak e da Milarepa, ebbe un'esperienza incredibile che non sarebbe in grado di descrivere, ma di questo non occorre parlare. Quindi quando pratichiamo e quando parliamo delle nostre pratiche Mahamudra, parliamo della pratica unificata di Shamatha e Vipassana, o visione profonda. Allo stesso modo, quando si parla della trasmissione degli insegnamenti sulla meditazione in Tibet in generale e di Shamatha, che proviene dalla tradizione di Atisha, e degli insegnamenti sulla Vipassana di Atisha, è risaputo che questi vadano a confluire negli insegnamenti da Pokaju. Similmente, fra le istruzioni contenute nel mantra segreto Vajrayana nella terra delle nevi, fondamentalmente non ce ne sono di superiori a quelli che derivano dal pandita indiano Naropa e dal suo discepolo prediletto Marpalo Tsawa, il traduttore. Seguendo queste istruzioni, colui che raggiunse lo stato di Vajradhara in una sola vita e divenne un re Traisiddha, ritenuto l'ornamento della corona dei maestri realizzati, fu Jetsun Milarepa. Milarepa sopportò innumerevoli difficoltà sotto Marpalo Tsawa, che infine gli diede l'iniziazione di Vajrayogini e gli insegnamenti sui Siddharma di Naropa e principalmente sul Tummo, lo yoga del calore interiore. I rinomati 6 Dharma di Naropa furono definiti da figure come il Karmapa Amikyo Dorje e i suoi figli spirituali i re di tutti gli stadi di completamento. Il motivo è
che il corpo illusorio e la chiara luce insegnati all'interno dei sei dharma rappresenta lo stadio di completamento fondamentale dei Tantra Padre, come Guhya Samaja, mentre Tummo rappresenta lo stadio di completamento fondamentale dei Tantra Madre, come Chakra Samvara e Evajra. Ora il Tummo è lo stadio di completamento centrale dei Tantra Madre, come Chakrasamvara e Evajra. Gli altri aspetti, come lo stato di sogno e il bardo, racchiudono i punti chiave degli stadi di completamento di numerosi supremi yoga tantra. Gampopa non solo ascoltò tutto questo da Milarepa, ma lo integrò in profondità nella sua esperienza pratica. Così alla fine Milarepa lo lodò e disse: «Non hai più bisogno di restare con me, puoi andare ovunque». In precedenza aveva anche affermato: «In base ai miei sogni, in futuro sarai in grado di giovare agli esseri ancor più di quanto non abbia fatto io». E dopo aver pronunciato questa profezia, rimandò Gampopa nella sua regione di origine. Gampopa, una volta tornato in patria, continuò a praticare per oltre 7 anni e man mano che il potere della sua realizzazione della chiara luce maturava, tutti i pensieri concettuali diventavano limpida luminosità e che stesse meditando o meno, la realizzazione della luminosità restava ininterrotta. Così, come insegnava Milarepa, se il potere della luminosità è perfezionato, persino nella morte non si manifesterà il bardo e ci si sveglierà nella chiara luce del Dharmakaya. Gampopa in seguito disse ad Usum Jenpa che questo sarebbe avvenuto per lui. Una delle più grandi innovazioni di Gampopa o delle sue nuove pratiche fu l'istituzione della Mahamudra della tradizione dei sutra. Ora, secondo il veicolo del lignaggio Dakpo dell'ottavo Karmapa Mithya Dorje, quando Marpa e Milarepa trasmisero gli insegnamenti Mahamudra, lo fecero in connessione con la chiara luce o luminosità dei sei dharma, piuttosto che come un sistema separato. Tuttavia non esiste un modo separato di insegnare il Mahamudra distinto dalla luminosità. Non c'è. Ma grazie all'esperienza personale di Gampopa e alla sua realizzazione attraverso gli insegnamenti di Milarepa, che consideravano il pensiero emergere come luminosità, Gampopa ha impartito istruzioni sullo yoga coemergente del Mahamudra, indicando i pensieri concettuali come Dharmakaya. Questo si allineava sostanzialmente con gli insegnamenti sulla mente espressi nei canti Doha Vajra, dai grandi Masi indiani come Saraha, Shavaripa, Virupa, Krishnacharya, Nakpopa, Tilopa, Naropa e Maitripa, quando svilupparono il potere della realizzazione. Perciò all'inizio questo divenne universalmente noto come Mahamudra. Per questa ragione, molti maestri in precedenza, ordinati come Kadampa, divennero discepoli di Gampopa, similmente anche il maestro Jonan Taranata e persino molti giovani monaci raggiunsero alte realizzazioni. Dunque in Tibet la tradizione di impartire la guida mentale diretta, le istruzioni mentali, ebbe origine con Gampopa, secondo Taranata. In ogni caso, secondo la pratica tantrica tradizionale indiana, il Mahamudra era una pratica di completamento e in quanto tale presupponeva l'iniziazione dell'insuperabile Yoga Tantra e doveva proseguire con le fasi di creazione e completamento della divinità meditativa. Gampopa insegnò che coloro che possiedono un'acuta intelligenza, persino non ricevendo iniziazioni tantriche, se la natura della mente viene indicata secondo la visione del Sutra della Prajnaparamita, essi possono comunque realizzare la natura indivisibile di chiarezza e vacuità. Allo stesso modo, Gampopa insegnò anche lo speciale metodo di meditazione dello yoga coemergente. Dalla prospettiva della visione, unì il Tantra Chittamatra, la luminosità della mente e la consapevolezza luminosa, con il ragionamento del Madhyamika,
per il quale tutti i fenomeni sono non nati. Attraverso ciò insegnò che la mente coemergente e l'apparenza coemergente condividono un'unica essenza e mostrò come sostenere direttamente la natura, lo stato naturale, a partire da una condizione di mente ordinaria e artificiale. Questo approccio combina la pratica degli yogi indiani del passato con gli insegnamenti delle fasi del sentiero. Rendendo le fasi della meditazione Mahamudra ampiamente accessibili al pubblico, insegnandole secondo il sistema dei sutra, Gampopa l'ha trasformata in un percorso comune e diffuso. Ciò ha aperto la strada alla pratica del Mahamudra, rendendola accessibile a tutti. Pertanto centinaia, migliaia di seguaci hanno potuto dedicarsi alla pratica del Mahamudra attraverso un progetto e un approccio sistematici e sicuri. Tutto questo lo si deve a Gampopa. Se si volesse praticare in modo tradizionale la via del Mahamudra secondo il Tantra, non sarebbe particolarmente facile o conveniente. Perciò Gampopa non solo creò una grande struttura in unione con il mantra segreto, ma ideò un percorso sequenziale, chiaro, di istruzioni pratiche, che ne collega l'essenza alla pratica reale. Tra i più importanti ci sono i 4 Dharma di Gampopa e i 4 Yoga del Mahamudra. Ora, parlando dei 4 Dharma di Gampopa, questi sono quelli che noi del Dakpo Kagyu recitiamo ogni giorno, come aspirazione o preghiera quotidiana. Questa è una delle cose che recitiamo tutti e ci fornisce una guida davvero profonda su come allenarci gradualmente sul sentiero. Essi mostrano davvero dei punti importanti. Il primo di questi è: benedici noi affinché le nostre menti diventino il Dharma. E cosa ci insegna questo? Ci insegna che al momento della morte lasciamo dietro di noi i nostri beni, il nostro corpo, i nostri cari e ce ne andiamo da soli. Se riflettiamo su questo, invece di commettere azioni malvagie con l'unico fine di sostenere questa esistenza, dovremmo piuttosto lavorare sodo, dovremmo impegnarci per ottenere una buona posizione nelle nostre vite future. Senza questo è difficile per noi sviluppare un Dharma positivo e sano. Il secondo principio è: benedici noi affinché il Dharma diventi il sentiero. Questo presuppone che nessuno dei fenomeni del samsara trascenda la sofferenza. Così, pensando a questo, risvegliamo la mente alla ricerca della liberazione. Comprendiamo che l'unico modo per raggiungerla è praticare il Dharma. Ciò significa che qualunque pratica intraprendiamo, essa in effetti diventa un sentiero verso la liberazione. Se ciò non avviene, sarà difficile che diventi l'autentico Dharma buddista di uno qualsiasi dei 3 veicoli. Il terzo è: benedici noi affinché il sentiero disperda la confusione. Ora, questi 2 principi precedenti non sono sufficienti da soli e quindi i passi precedenti conducono al sentiero degli Shravaka e dei Pratyeka Buddha, ma dalla prospettiva Mahayana è ancora un errore. Quindi dobbiamo affidarci alla visione Mahayana della vacuità e della bodhicitta per raggiungere il sentiero infallibile che conduce alla buddhità, che non si sofferma sull'esistenza né sulla pace. Quindi senza questo non diverrà il Dharma Mahayana. Il quarto dei 4 Dharma è: benedici noi perché dalla confusione possa nascere la saggezza. Anche se abbiamo una bodhicitta piena di buone aspirazioni e di impegno, pur se ci alleniamo in essa, è difficile per noi fermare tutta la confusione delle apparenze. Per fermare questo, dobbiamo meditare sul fatto che tutti i fenomeni compaiono come libertà definitiva dal sorgere e dal cessare. Dobbiamo riconoscere che essi sorgono come una manifestazione della mente. Dobbiamo considerare la natura della mente e comprendere che essa è una saggezza coemergente. Solo allora essa diventa lo yoga del Mahamudra. Pertanto, questi 4 Dharma devono essere praticati progressivamente, come i gradini di una scala.
Quindi le prime due righe contengono molti dei punti chiave delle istruzioni del Kadampa, mentre le ultime due diventano i punti chiave del mantra segreto nella pratica del Mahamudra. Quando pensiamo al modo in cui appare una visione pienamente sviluppata o a come sviluppiamo la realizzazione, questo è insegnato non solo con spiegazioni testuali, ma in maniera esperienziale, attraverso i 4 yoga. Ora, i 4 yoga sono in realtà già menzionati nelle istruzioni Mahamudra del signore Atisha Gampopa. Ciò significa che Gampopa non fu il primo a parlarne, ma fu il primo a diventare famoso per averli insegnati. Questi 4 yoga sono concentrazione su un unico punto, semplicità, unico sapore e non meditazione. E quando sviluppiamo ciascuno di questi 4 punti in 3, diciamo che sono i 12 stadi dei 4 yoga. Per dare una breve introduzione a questi 4 punti, il primo è lo yoga della concentrazione su un unico punto. Per unico punto si intende che, indipendentemente da ciò verso cui è diretta la mente, essa è in grado di rimanere stabilmente e unicamente concentrata su di esso, in modo da poter riconoscere la stazione meditativa desiderata. Il secondo è lo yoga della semplicità. Quando la mente rimane concentrata su un singolo oggetto senza vagare o distrarsi e ci rendiamo conto che tutti i fenomeni sono liberi da ogni attributo di elaborazione concettuale, a quel punto vediamo la vera natura così com'è e la precedente comprensione, basata sull'ascolto e sulla contemplazione, diviene un involucro esteriore che si dissolve e raggiungiamo la vera realizzazione. Lo yoga dell'unico sapore significa che se siamo capaci di rimanere in quello stato di realizzazione della natura non elaborata, allora il molteplice emerge come una sola cosa e a quel punto tutte le apparenze sono nella mente e la mente diventa un solo sapore con la vacuità e la vacuità è un solo sapore con l'innato. Questo è lo yoga dell'unico sapore. Il quarto è lo yoga della non meditazione. Quando si realizza il significato dell'unico sapore, man mano che questo aumenta, esso diventa la realizzazione della non meditazione e a quel punto si trasforma nella realizzazione del Mahamudra. Questi sono dunque i 4 yoga. In breve, il signore Gampopa era un maestro degli insegnamenti che combinava nella sua vita l'amore di un padre verso la sua famiglia, la cura di un grande medico per i suoi pazienti. Aveva inoltre la disciplina di un monaco Kadampa e in termini di pratica di addestramento mentale è il livello di realizzazione richiesto a un grande praticante di yoga tantrico. Fu da considerarsi alla stregua di un maestro degli insegnamenti che possedeva tutte queste qualità. Egli unì la tradizione del sutra del signore Atisha alle fasi del sentiero attraverso gli insegnamenti tantrici del Mahamudra trasmessi da Milarepa. Sviluppò un lignaggio che combinava sutra e mantra, la visione nella meditazione e l'istruzione dei testi con l'istruzione orale. Anziché usare questo Dharma come mezzo per raggiungere obiettivi mondani, come una lunga vita, liberarsi dalle malattie, rimuovere gli ostacoli alla vittoria in battaglia, egli lo insegnò come metodo supremo per realizzare lo stato di Vajradhara in questa stessa vita. Ed è così che molti dei Siddha in Tibet sono sorti nella tradizione Kagyu. Per questo motivo, ora, in questo giorno del parinirvana del signore Gampopa, riconosciamo la grandezza e la vitale importanza del Dharma Dakpo Kagyu in connessione con la sacra storia della vita di Gampopa.
Penso che questo sia davvero una grande fortuna e sia molto significativo. Vorrei dire grazie a tutti.